Continua il braccio di ferro tra la regione siciliana ed il governo centrale, che ha presentato ricorso al TAR Sicilia dopo l'ordinanza di sgombero di tutti i migranti presenti negli hotspot dell'isola emanata dal governatore siciliano. L'ordinanza, la numero 33, stabilisce il divieto di ingresso, transito e sosta nel territorio della regione siciliana da parte di ogni migrante, con imbarcazioni di grandi e piccole dimensioni, comprese quelle delle ONG. Ma trascorsi abbondantemente le 24 ore, solo 800 migranti sono stati trasferiti fuori dalla Sicilia. Ieri pomeriggio, a sorpresa, è rimbalzata sui media e sulla stampa la notizia che il TAR della Sicilia, con un decreto cautelare monocratico, ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza del governatore Nello Musumeci, che aveva disposto lo sgombero di hotspot e centri di accoglienza migranti dell'isola. Il Tribunale amministrativo regionale ha dunque accolto l'istanza cautelare presentata dal governo e ha fissato la Camera di Consiglio per il 17 settembre. Come si dice in gergo calcistico, 1-0 palla al centro. Immediata la risposta del presidente della regione. La decisione adottata dal magistrato del TAR di Palermo è una decisione cautelare che non condividiamo e che è stata assunta senza neppure ascoltare la regione, come può essere concessa a richiesta della parte e come noi abbiamo formalmente chiesto, non avendo potuto depositare le nostre difese. Se in pochi giorni, dice ancora Musumeci, sono stati trasferiti oltre 800 migranti dagli hotspot, è la dimostrazione che serve denunciare il problema ad alta voce. Sulla nostra competenza in materia sanitaria non faremo un solo passo indietro ed anzi rilancia sulla questione dei controlli sanitari. Sono il commissario per l'emergenza Covid, ha detto qualche giorno addietro. L'ordinanza che ho emanato è in linea con le precedenti. L'obiettivo è mettere nero su bianco i problemi igienico-sanitari dei centri di accoglienza per farli sgomberare e solo successivamente sigillare tutto per carenze strutturali. Le irregolarità accertate dagli esperti sanitari saranno inoltrate alle procure competenti. Martedì mattina sarà a Lampedusa la nostra task force, ha detto ancora Musumeci, e nei giorni successivi saranno verificati accuratamente gli oltre 40 centri di accoglienza che sono stati censiti in Sicilia. È una battaglia di civiltà dalla quale non ci possiamo esimere. Al governo di Roma, conclude, chiedo ancora una volta di proclamare lo stato di emergenza su Lampedusa e di esercitare nei fatti le competenze che rivendica, altrimenti sono solo chiacchiere, i problemi restano tutti sulle spalle e sulla pelle dei siciliani.